La preparazione del pane di casa, un pane siciliano tradizionale, come si faceva una volta. Sempre così si è fatto il forno a legna. Deve cuocere 2 ore il forno. Per 2 ore deve stare acceso il forno. A 14 anni non facevo già il pane, perché io abitavo in campagna, facevo il pane, facevamo tutto. Il pane di casa non si fa tutti i giorni. Il pane di casa per 8 giorni già è buono, si può mangiare tranquillamente. Quindi per una settimana. Sì, poi quando si fa magari un po' raffermo si può fare la bruschetta. Io abitavo da ragazza in campagna, dopo dietro alla chiesa della Madonna della Catena. Avevamo là il forno, facevamo il pane. Setacciamo la farina di grano duro prima. Vabbè che ora queste farine sono belle pulite, perché una volta quando si andava al mulino che si faceva il frumento nostrano c'era qualcosina, un pochino di sale. Poi mettiamo il lievito madre che si allunga. Il lievito madre è il lievito lasciato dal pane fatto prima. Si lascia un pezzetto, così, piccolino, e poi la sera prima di fare il pane si allunga. In siciliano si dice s'arripiglio lievito. Poi mettiamo l'acqua, lievita. Si scioglie il lievito per bene. Tutto a mano, come si faceva una volta. Sì. Aggiungiamo un altro pochino di acqua. E ora incominciamo a impastare piano piano. Tanta fatica ma tanta bontà, tanta eccellenza e soprattutto tanta genuinità. Aggiungiamo un altro pochino di acqua, perché ancora c'è tanta farina. Quando è stata la prima volta che lei ha fatto il pane con la maglietta, si ricorda? Sì, almeno 40 anni fa, di più, 44 anni fa, quando avevo 14 anni. Facevo il pane da sola, l'infornavo, lo facevo, l'infornavo. Sua madre se la ricorda mentre faceva il pane? Sì, come no. Che ricordi sono? Bellissimi. E adesso ci vuole forza nelle braccia? Sì. Ancora dobbiamo asciugare tutta la farina prima. E poi facciamo l'altra lavorazione. Asciughiamo tutta per bene la farina e ora iniziamo a fare i nimmi. Si dice i nimmi. Si mette il sale. E questo è l'antico modo, il modo tradizionale per preparare il pane di casa. Ed è una testimonianza che noi stiamo dando a tutti gli amici di Bella Sicilia, consapevoli che sarà un momento di grande interesse, di grande genuinità. Il nostro passato, ai giorni d'oggi, ancora custodito e conservato nei più grandi valori della tradizione enogastronomica siciliana. Tanta fatica, ma la genuinità ripagherà ogni sforzo, è vero? Sì. Mentre dietro di lei il forno tra poco sarà pronto. E dopodiché quanto passerà affinché il pane sia cotto? Un'ora? Sì, un'ora. E continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Bella Sicilia perché stiamo per preparare un video completo con tutti i passaggi, dalla preparazione del forno al taglio del pane di casa per
La preparazione del pane cunzato con tantissime eccellenze che saranno gustate qui, al ristorante Monte San Giovanni di San Marco d'Alunzio. Li gusteremo vicino alla piscina, sotto questo bellissimo ristorante albergo, qui in mezzo alla natura più pura. Quanto tempo dura su per giù questa fase, la fase dell'impasto? Almeno un'ora. La pasta deve essere morbida per venire bello soffice il pane. Poi si deve avere l'occhio quando si deve infornare. Non deve essere né troppo liso, diciamo, che non ha preso bene il lievito, perché allora non viene bene, e né troppo passato di lievito che poi non ha un bel sapore, sa solo di acidità. Ci vuole quindi della esperienza per trovare il momento e i tempi giusti. Ed è quasi pronto. Passiamo adesso alle pagnotte, le prepariamo insieme a tutti voi amici di Bella Sicilia. Così si giravano le pagnotte, si girano. Ed è un momento straordinario che stiamo testimoniando a tutti voi, a tutti gli amici di Bella Sicilia che amano le nostre tradizioni. Ogni pagnotta si fa un segno di croce sopra per vedere pure quando è lievito e pure per ringraziare il Signore del bene di Dio che ci mangia. Come si fa a capire se il forno è pronto? I mattoni devono diventare tutti bianchi, ancora sono bianchi solo sopra, vedi? Quando i mattoni diventano bianchi il forno è pronto? Sì. Ed ecco dove abbiamo messo il pane a lievitare. È quasi pronto per essere infornato. Possiamo sapere quanto tempo deve restare sotto queste coperte? Dalle 8:30 fino a ora, che ore sono? 6 ore di lievitazione, dalle 8:30 del mattino alle ore 14:30. Ed è giunto il momento. Il forno è pieno.
Sienna. Sancono cotto e buono, Santa Zita, e anche il rosso come sita. Sancono cotto e buono, Santa Zita, bianca e rosa come la seta. Per infornare il pane si diceva questo detto: Sancono cotto e buono, Santa Zita, e anche il rosso come la seta. Quindi è un antico detto. Sì, dopo che finisce di mettere il pane nel forno, per venire buono, un auspicio per venire buono. E ci rivediamo tra un'ora per uscire il pane. E guardate, dopo più di mezz'ora, Ya la mensa rosa calata. come si riconosce, come fa a capire quando è pronto per essere uscito? Dal colore, Il colore come deve essere? un pochino più rosa. C'è qualche parte bianca, deve essere tutto uniforme. E prendete nota di questi importanti consigli della tradizione siciliana. Per non schiacciarsi, che è caldo. Si sente un profumo che non riusciamo a descrivervi in questo momento, ma vi lasciamo immaginare. Amaro così fa sopraniari, luscio un paradiso non ne vidi. Sciuri di ruitare spini santi, sordo cantare passa non mi senti, non canto né p'amore né p'amanti. Ed abbiamo preparato il pane di casa che adesso condiamo. Quindi restate in nostra compagnia perché lo stiamo per tagliare. Guardate. Un momento speciale, un momento unico per tutti gli amici di Bella Sicilia e per tutti gli amici della rubrica Cibo Doc di Onda TV. Peccato c'è che non sento un profumo. Peccato veramente che non sentite il profumo, ma ve lo raccontiamo mentre tutto l'ambiente circostante con la piscina, i monti regalano. Un po' di sale. Come lo condiremo questo pane quindi? Con un... Sale, olio d'oliva. Ed il profumo non riusciamo a descrivervelo, ma è veramente unico. Come unico sarà anche il gusto, guardate. Nel frattempo lasciateci un commento, scriveteci cosa ne pensate di questo momento che stiamo vivendo noi insieme a tutti voi, a voi che amate le bellezze della nostra isola e le eccellenze in essa contenute.
questi momenti, ma amiamo i sapori della nostra terra e le sorprese che ci riserva quotidianamente. Evviva la nostra bella Sicilia!